Buonasera da Alessandra Ghizzo, bentrovati a Garage Music, con me in regia Nicola Marchesin, in studio i nostri nuovi ospiti. Diamo il benvenuto ai Bastogne. Buonasera ragazzi. Ciao a tutti. I Bastogne sono Ricky El Cutre alla voce, ciao. Mauro alla chitarra, ciao. Nicola al basso, Massimo alla batteria. Sì, un anno partito all'insegna del punk e continuiamo quindi a solcare quest'onda. I Bastogne ci hanno portato il loro album Fuck 'Em All We Are Bastogne, un progetto nato nel 2009, iniziativa di Ricky El Cutre. Tra poco ne parla e di Mauro. Partiti insieme, ecco qua gli estremi. Finiti in pessime compagnie. Proprio va così. Siamo partiti insieme, abbiamo cambiato tantissime formazioni, tantissimi batteristi e finalmente sembrerebbe che abbiamo trovato un bassista e un batterista che vogliono rimanere con noi perché siamo antipatici, non ci porta nessuno su batterista e soprattutto lui, soprattutto lui. Assolutamente sono così, a modo suo. Sei quello buono. Beh, tra poco torneremo a 5-6 anni fa, ma ora intanto voglio sapere la pronuncia del gruppo. Bastogne e il perché del nome. Sì, il progetto è partito nel 2009 da me e Mauro inizialmente, dopo un rientro di 2 anni trascorsi a Madrid, in Spagna, dove ho avuto modo di vedere tanti dei gruppi che ascoltavo un po' di anni prima, dai Stray Cats, New York Dolls, e sono ritornato in Italia volendo riformare una band. Mauro è stato la persona che mi ha subito dato supporto, anche se all'inizio ti ho detto che ti ho preso in giro, che non volevo suonare con te. All'inizio mi aveva detto di no, mi aveva riso in faccia una sera, poi anche perché Mauro, se non sbaglio, arriva da un altro genere. Non diciamo quale, arriva da un altro genere. Razzista, E niente, poi si è unito Baldo al basso, che è rimasto con noi fino all'anno scorso, che salutiamo. Baldo, perché ha collaborato tantissimo con noi. Ciao Baldo. È arrivato a registrare anche il disco, poi dopo per motivi diciamo personali ha lasciato di lavoro, ha dovuto lasciare la band e niente, siamo qui. E io avevo chiesto il nome, cosa vuol dire? Il nome è stato un po' un parto, perché avevamo pensato un nome all'inizio per la band, ma non ne trovavamo uno di convincente. No, ce n'era uno, ma non lo volevi te. Non lo volevo io, no? Tipo, hai presenti i Ramones? Dovevamo fare col cognome suo, De Paludos, però non ci hanno dati i diritti, suo papà non ci ha dati i diritti, non era bello De i Paludos. diritti d'autore, allora abbiamo scelto Bastogne. Bastogne è uscito dal secondo romanzo di Enrico Brizzi, che dopo Jack Frusciante ha scritto appunto Bastogne, un romanzo totalmente diverso dal primo, che personalmente non mi era piaciuto tantissimo, nemmeno il film. E Bastogne invece è stato una svolta anche sua. È un romanzo che narra fondamentalmente la storia di 4 punk, di 4 emarginati che vivono di espedienti, di spaccio, di violenza, di rapine, in eterna lotta contro l'ordine precostituito, il vivere borghese e quant'altro. Cioè una corsa a bruciarsi praticamente. E lui stesso riprende il nome dal libro facendo riferimento alla battaglia di Bastogne combattuta questa cittadina in Belgio, in una città belga, 44. Combattuta nel 44, sì, che ha avuto un ruolo fondamentale nello svolgimento della seconda guerra mondiale. Sì, era ormai alla fine, c'era la Wehrmacht assediata praticamente, e ridotta ormai con le truppe ridotte a brandelli, erano assediate agli alleati e sferrano praticamente quest'ultimo contrattacco disperato, pur sapendo già di aver perso. Il concetto è praticamente lo stesso poi che Brizzi ha riportato nel libro, parlando di questi 4 balordi, diciamo così. Anche se siamo in cui Ricky si è identificato. No, beh, il concetto, quello carino che abbiamo condiviso all'inizio, era stato quello di pensarlo, poi facendo riferimento anche come genere al punk 77 all'inizio, era quello di riportarlo
nella band come l'ultimo attacco sferrato dal punk, parlo del punk vero e non purtroppo di quei surrogati che sono venuti dopo. California, no. California, ci siamo stati in mezzo tutti quanti, perché io stesso negli anni 90 quello è il punk con cui ho avuto a che fare quando avevo 16-17 anni e vedevo i Pancreas cominciare, certo. I The Roser, i Melt che sono spariti, i Fichissimi, quelli sono stati i gruppi con cui ho perso un partito. Diciamo che i gruppi di riferimenti sono Ma ci arriviamo dopo, se noi esauriamo tutto in tutta l'introduzione. Non fosse timido. Bene, ragazzi, i Bastogne, iniziamo con la parte live e iniziamo proprio dall'intro che segue, a cui segue Bastogne. E questa era l'intro seguita da Bastogne, loro sono i Bastogne che ci spiegano adesso il pezzo.
Rubastonia è una canzone che avevo scritto appunto con il primo gruppo punk che ho avuto all'età di 17 anni. L'abbiamo ripresa all'inizio. Il nome del gruppo che merita. I Paltegans, un gruppo orribile che si fa quando non si ha molto da fare. Suonava il Pilaps, era proprio orribile. Cosa? Quello era Era un personaggio che ci suonava dentro che è comparso anche sul nostro video, che era un amico che cattiveria su di lui. Ciao Pilaps. non si parla mai male abbastanza di lui, dai, diciamo. No, è un amico, ci ha dato una mano anche nella realizzazione del primo video. Sì, è stato il Rubastonia è una canzone fondamentalmente che riprende un po' le tematiche del libro. È una canzone scritta appunto negli anni in cui ho letto quel libro e poi l'abbiamo presa un po' come l'inno nostro, cioè la canzone di apertura. E invece voi come testi poi cosa andate ad indagare, a fotografare? Perché i vostri testi sono anche belli corposi, diciamo, no? C'è una sorta... Noi fondamentalmente i testi dei brani del nostro primo disco parlano di temi a sfondo sociale e quasi tutte le canzoni ne parlano. Politicians, che è stato il primo pezzo che abbiamo scritto e registrato. Chiaramente, come dice la parola stessa, Politicians è un attacco alla classe politica, un attacco ai nostri governanti, che ormai penso che qualsiasi cosa di male si potesse dire l'abbiamo detta, però siamo ancora appunto da capo e quindi fa sempre bene parlarne male. Sì, beh dai, con la speranza che vada meglio. Le critiche sono sempre costruttive. La speranza non muore mai. In inglese comunque i vostri testi. Sì, perché abbiamo pensato di scrivere in inglese per cercare di essere visibili, diciamo, anche al di fuori dell'Italia. Il punk poi è nato in inglese e abbiamo cercato appunto di rendere la musica ascoltabile anche al di fuori dei confini italiani. Sì, credo che sia poi anche proprio un discorso di background, anche se penso a quella che magari è la mia cultura musicale, che per certi versi si incrocia con quella dei ragazzi, però è anche molto diversa. In realtà ho sempre ascoltato anche io band che cantano in inglese, quindi è proprio un riferimento anche culturale che abbiamo. E per la stesura dei testi, perché dicevo appunto i testi sono corposi, hanno una narrazione dentro che insomma non è la solita De André del punk, potremmo dire. Fortina questa è tutto ma esageriamo. Sì, non è che Dylan del punk. hanno le due battute, il ritornello, quelli della frasetta. Sì, i testi sono strutturati da Politicians, che è un testo un po' più, diciamo, un po' più allegorico, no? a Meredith, che ha una vera e propria narrazione e fa riferimento appunto all'omicidio di Meredith Kertzner. Quello sarà il terzo pezzo, Sì. Lo ascolteremo tra poco. Facciamo un passo indietro ormai ascoltiamo Politicians di Bastogne a Garage Music. Yeah. Politicians really bother hold to me. I don't wanna think of man, I don't mind about a shit, but about
Just give a shit about all the fucking politicians. Spezza politicians. Live nel garage di Radio Veneto 1, i Bastoni, abbiamo appena ascoltato Politicians e come anticipato ascolteremo tra poco Meredith che parla del caso di cronaca, insomma, che tutti noi conosciamo. Meredith è un brano che è ispirato al caso di cronaca nera, l'omicidio di Meredith Kertzner, e del quale ne abbiamo sentito tutti quanti parlare. Noi ovviamente abbiamo fatto riferimento a quello specifico caso, visto che il testo comunque è la narrazione di quello che è successo. Abbiamo preso spunto da quel fatto di cronaca nera, anche però per estendere la cosa ai casi di mala giustizia italiana, che sono stati tanti, dall'omicidio di Federico Aldrovandi a Stefano Cucchi, a tantissimi, insomma, episodi che si sono verificati di questo tipo. Ovviamente abbiamo evitato di fare una canzone qualunquista, no? che potesse dire solamente in Italia non c'è giustizia, in Italia non c'è. Abbiamo cercato di andare nello specifico per portare l'attenzione su un evento tristissimo, spiacevole e quant'altro, assolutamente. Che spiega che non c'è giustizia. Chiaramente sì, certo, per portare l'attenzione dell'ascoltatore anche su... Che il pezzo era anche scritto non quando c'è stato... Sì, il brano doveva ancora concludersi il processo. Con la Cassazione. Era prima dell'ultima sentenza di ricorso con la quale poi sono stati condannati. A quel tempo però lei era già riuscita a scappare in America e quindi ha evitato il carcere la seconda volta. E niente, comunque trovavamo interessante, no, riflettere anche su queste cose, su queste tematiche che purtroppo succedono. E doveste porvi delle domande, o meglio porre ai vostri ascoltatori, insomma, delle domande anche a livello tramite la vostra musica. La musica è un mezzo per far riflettere, domande, come dire, delle questioni, naturalmente, delle riflessioni. Ma non so, è una cosa strana secondo me, è che il periodo che stiamo vivendo adesso di crisi è molto simile al periodo in cui è iniziato il punk nel 77, no? In Inghilterra addirittura si dice adesso che il tasso di disoccupazione sia più alto di allora, no? E il punk è sempre stata una musica sovversiva, no? Una musica che ha portato in qualche modo a chi aderiva, no, al movimento a essere un ribelle, a ribellarsi. Sì, forse era anche un movimento sociale ancora prima che musicale, no? Sì, è nato insieme, diciamo, come fenomeno sociale. Si parla di movimento, non si parla di corrente musicale, basta. C'è stata anche, seppur in misura minore, un'arte punk, insomma, sì, una subcultura, insomma. Esattamente. La domanda che mi faccio io, diciamo, è i gruppi che suonano, oltre a noi ci sono tanti gruppi che parlano diciamo, delle tematiche, che parlano di questo periodo di crisi, questo periodo brutto che si vive in Italia. La domanda che mi faccio: quando si sveglierà la gente? Quando è che tutti quanti insieme, messi insieme, tralasciando le idee politiche, perché in finale che sei rosso, che sei nero, i problemi ce li hai, qualsiasi classe sociale, si metterà insieme e diremo, i problemi per arrivare, che ho detto chiaro e tondo, per arrivare a fine mese sono tutti uguali. Quando è che la gente si metterà insieme e dirà, svegliamoci, facciamo qualcosa per cambiare e migliorare questo paese? Quando la gente si sveglierà? Quando? Questa è una bella domanda. Io vorrei sapere questo, ma penso che sia una domanda che nessuno mi darà la risposta. Sì. Perché spesso e volentieri vedo azioni, diciamo, definiamo cattive o decise su stupidate, come andiamo allo stadio, spacchiamoci la testa allo stadio. Perché quell'energia non si mette su cose più utili, come mettiamoci insieme e miglioriamo questo paese, che può essere tramite proteste o varie cose, ma costruire un qualcosa invece di distruggere e perdere tempo? Sarebbe una bella domanda. Sarebbe bello che la musica, questo è un sogno, la solita l'utopia, che magari la musica dà un messaggio, come magari è stato un tempo nel 77, da dire alla gente, svegliatevi, sentite, ma uno ascolta, sì, caspita, lo penso anch'io. È un sogno, è una bella cosa, ma...
Ci spero. È una cosa utopica. O forse dovranno ancora toglierci qualche diritto, qualche cosa che ci sta bene per ridurci a svegliarsi. Beh, una volta che ci si sveglia, allora là che succede? E questa è un'altra domanda proprio. Che succede? Beh, penso insomma che penso io che ci scenderei in piazza, ci sarà una gran rivoluzione, sì, perché se non cambia niente, qua siamo tutti a subire, tutti si lamentano ma nessuno fa niente. E allora come la mettiamo? Cioè, facile lamentarsi ma non fare niente dopo. Secondo me non ci sarà la rivoluzione. Io parto, chi mi segue parte da solo come Frank Latante. Beh ragazzi, l'abbiamo annunciato appunto Meredith, e ascoltiamoci Meredith, loro sono i Bastogne. Hell, that's the space of justice in Italy. Let the people kind of wonder why. None of them were looking that night. Another maniac, they wanted the truth. But the story of my stranger. Shut me home at 10 p.m. She was a burger and a brown. With a head from a burger now. Then and I again and again. Guess who? Guess who? Guess who? Oh, oh, oh. Guess who? Guess who? Guess who? Oh, oh, oh. Broke in through the window just to the steel. With a t-shirt she had on, and what I found that telephones. When the cops went to the room, with who was they tried to resume. A false story just to make it feel. And with a black man who went to the jail. Guess who? Guess who? Guess who? Oh, oh, oh. Guess who? Guess who? Guess who? Oh, oh, oh. It's who? It's who? It's who? Oh, oh, oh. It's who? What's your job to sell? Got a server from this jail. But it is all Italians. Been raised to the Americans. Suffer meals all passed away. I never thought it was not okay. So he goes in Italy. I'm on an oaks, now she's free. The familiars pay for ground. Better well for memories. Dressing up for Halloween. And for the movie fastest terrain. Nothing like this have been killed. And injustice wasn't fulfilled. Don't forget about Mama's plan. Meredith is the only victim. Guess who? Guess who? Guess who? Oh, oh, oh. Guess who? Guess who? Guess who? Oh, oh, oh. It's who? It's who? It's who? Oh, oh, oh. It's who? It's who? What's your? Oh, oh, oh. Abbiamo ascoltato Meredith, loro sono i Bastogne. Adesso parliamo subito di un pezzo che è anche il vostro singolo, no? E poi esatto, il video è molto interessante, la location, devo dire. Una cosa molto raffinata, è raffinatissimo. Avevamo praticamente un budget zero
Infatti meno di ringraziamo zero. tantissimo i ragazzi che ci hanno dato una mano, questi nostri amici, perché se non era per loro non realizzavamo niente. Ringraziamo il regista che vuole rimanere anonimo e lo rimarrà, ma lui sa. Va bene. Ma lui sa. Insomma, dentro in un bagno. Beh, è stato No, girato beh, prima, in un aspetta, pub. un po' un bagno e poi il pub. C'è anche il pub. Ok, però mi piace la parte bagno. Le piacciono di più la parte del pub, veramente. E non è stato facile trovarlo il bagno perché non c'è venuto Abbastanza incontro. grande per contenere. Il Norma Calcio ha gentilmente messo a disposizione i bagni degli spogliatoi della squadra di calcio mentre si allenavano, quindi abbiamo fatto le riprese durante un allenamento del Villorba Calcio. Ringraziamo anche Ringraziamo anche il pub. E invece per il pub ringraziamo Simen, Simen che ci ha messo a disposizione in un giorno di chiusura il pub per registrare sto video, dove fra l'altro ci siamo divertiti tantissimo, Sì, perché praticamente era quasi impossibile rimanere seri. Sì, È il vostro primo video. è il nostro primo video. Tu eri appena entrato. Io ero appena entrato nella band, tant'è che il video diviso si svolge appunto su 2 location, il pub e quello dei bagni. Non c'ero, non si girava Non è venuto. la parte video dentro il pub, invece si è un po' ufficializzato l'amore con i bastoni. hanno Prima trovato di in girare, bagno. ero andato in bagno, No, ho visto per- quello, ho detto ma perché devo venire? Venite voi. Per 2 giri di birra mi sembra. Sì. No, sì, è coinciso appunto con le riprese di questo video, il quale ha fatto parte, è stato molto divertente anche per me, stato era la molto prima volta. Ma quindi gli avete chiesto all'inizio di entrare per girare il video? No, in realtà eravamo senza batterista perché quello che ci ha accompagnato per quanti 3-4 anni, Ottavio, ci aveva lasciato. Poi sul disco c'è il disco l'ha registrato un altro batterista che ci ha dato la mano solo per registrare il disco. È un ragazzo molto giovane che comunque ha fatto il suo lavoro nel Sì, disco. niente da dire. E poi è arrivato Max è arrivato il momento che appunto avevamo un posto vacante alla batteria A proposito di location, posti dove suonare, Ah, insomma, sì. raccontateci. Che diciamo che le prime avventure live non sono state granché. Praticamente mi ha fatto come penso fanno tutti i gruppi, che parti a fare il giro dei classici pub. il tour della tristezza. Sì, proprio il tour della tristezza, dove, detto sinceramente e senza vergogna, si suonava, sembrava che non ne fregasse niente a nessuno, addirittura ammesso che che ci dessimo fosse dentro fastidio. qualcuno. Addirittura c'è un locale che ci ha fissato, non so certo. perché, 2 date, ne abbiamo fatte una, ha detto guarda vi do soldi in più, vi do da bere e da mangiare, andatene via, non tornate più. Cioè, siamo rimasti, ci abbiamo detto cosa gli abbiamo fatto di male a questo povero signore. Sì, è stato Oggi bellissimo. la È stato- musica quindi è fa stato, no, vabbè, dai, era un locale. difficoltà. La difficoltà è un problema, penso, per tutti i gruppi. Cioè io parlo per me, anni indietro, vabbè, suonando anche un genere che dico io facendo metal pesante, però vedevo che riuscivo. No, vabbè, che lui odia. Subito Vabbè, tralasciando il genere. Anni indietro diciamo che c'era forse più interesse per la musica live, c'erano molti più locali dove Sì, andare a quello è suonare, vero. era più semplice inserirsi, della serie andavi in quel locale là, sapevi che ogni tipo di locale La musica, funzionava per un tipo di musica, facevi amicizia con o il titolare o ti attaccavi un gruppo che suonava già dentro, andavi a suonare, facevi la sotrata di spalla, poi andavi te quando diciamo ti conoscevano e tra tutte le volte che girava e si riusciva, funzionava. Facevi scambi di date con altri gruppi, dicevi guarda io ti invito a casa mia, ti do il rimborso spese. Adesso mancano i locali, ma non è colpa dei locali, è semplicemente secondo me che la gente forse gli piace altro, non so, o si è stufata di ascoltare la musica live o vuole altro. Sono stati differenti, nel senso che non c'è stato tanto, soprattutto parlo del punk, ricambio generazionale, e questo non solo in Italia, perché anche in Spagna era la stessa storia, nel senso che se uno andava a vedere i Vibrators per esempio o qualche altro gruppo storico del punk inglese, trovava gente che andava dai 30 in su, perché un ragazzino di 16 anni non va a vedere i Vibrators, è molto difficile. Però comunque ci sono dei canali in Italia dove il punk sopravvive e anzi diciamo vegeta anche. Noi abbiamo aperto per i Masked Intruder a Ferrara. Masked Intruder è uno dei gruppi punta della Fat Wreck di Fat Mike dei NoFX. Cos'era, 13 settembre 13 scorso. settembre era.
e torneremo a Ferrara quest'estate di spalla ai Poison Idea, che è un altro gruppo hardcore piuttosto importante. Anzi, ne approfitto per salutare i ragazzi della Ferrara che vibra, Monta, che ci seguirà sicuramente, e almeno in video, perché non so se Ferrara prendono. Non penso, no. Però quindi sì, ci sono delle occasioni, ecco, bisogna lavorare molto e bisogna... Questo richiede uno sforzo forse maggiore rispetto Poi alla abbiamo volta. un piccolo sogno, c'è un festival che fanno vicino alla città di Bastogne, adesso stiamo provando a lavorare per andare a suonare Bastogne, live in Bastogne, Come sarebbe proprio l'ideale. come una matriosca praticamente. Esatto. Magari ci piace, ci fermiamo lì. Sì. Andiamo avanti con il live, anche perché dopo dovremo lanciare la pubblicità e quindi ci ascoltiamo Right Time con i Bastogne dal vivo a Garage Music. Poi riprendiamo da un altro pezzo dopo la pubblicità. Intanto Right Time. There's nothing I should care. There's nothing I should care. There's nothing I should care. There's nothing I should care.
1, 2, 3, go! Feeling fine on culture night, watching DVD, the chips are built. Despite the world outside the door, a world has something else that frightens me. Like a sharp humanity, all these facts are repressing me. People with no chance to change the views to live in the new civil, fucking civil war. E torniamo a Garage Music dopo la pubblicità e dopo questo pezzo che avete ascoltato è Hardest Part. Loro sono i Bastogne, naturalmente ospiti quest'oggi con noi. Ripresento anche i Bastogne, giustamente Ricky al cutre alla voce, Mauro alla chitarra, Nike al basso, Massimo alla batteria. Siamo all'ultimo intervento, l'ultimo pezzo di intervista. Intanto dicevamo, terzo gruppo in poco più di un mese che ci porta della musica punk. Abbiamo già parlato insomma di un passato, non so se prossimo o remoto, però un passato nella scena locale, insomma, viva e super produttiva. Adesso come stanno le cose? Cosa sta succedendo? Adesso a livello locale si sopravvive. È vero che Treviso in particolare, ma il Veneto in genere, hanno sfornato una quantità di gruppi punk tra gli anni 90 e 2000 notevole. Partiamo da, che ricordo io, i Melt di Vicenza, poi su altri tipi di punk, il Moravagine, Peter Punk, The Rozer. The Rozer sono stati insomma uno dei gruppi più importanti veneti, e adesso sembra che la cosa si sia un po' arrestata, si sia un po' fermata da un po' di anni a questa parte. Nuove leve? Se ne escono, penso che ne escano non nel punk, diciamo quello più vecchio, sempre punk legato al punk italiano, punk californiano comunque. E ragazzi, abbiamo appunto il CD in mano, Fuck 'em all, We Are Bastogne. La copertina? La copertina è stato un artwork di Baldo, che ha voluto curarlo lui, ha messo la Citroen Squalo perché nel libro era l'auto di Cousin Jerry, che era uno dei 4 personaggi del libro Bastogne, che investe una donna. C'ha i pantaloni. Sì, però le scarpe con il tacco. Ok. Penso sia un 40-12. Immagine un po' sfocata, perché sì, per dargli un tocco vintage, credo. No, era più che altro perché penso che chi guidava perché era un pochino alterato. E poi c'è la nostra foto dentro. E guardiamoli, sì. Ricordiamo, non so se sono migliorato o peggiorato. Hai cambiato berretto. Io ho cercato di venire vestito uguale, giusto? No, tu sei tu.
Mauro è più allegro. Sarà il goccio di vino in più di prima. E cosa stavamo dicendo? Beh, appunto che la puntata oggi l'ascoltate in radio, la potete vedere in video sul sito veneto1.it, dove appunto c'è vedete il CD, vedete i nostri ospiti, vedete il live, la sessione live, giusto dirlo alla fine, o meglio tardi che mai, giusto? E no, ragazzi, invece quali sono i vostri prossimi progetti? Parlavamo appunto di concerti che vi attendono prossimamente fino all'estate, comunque ci sono insomma già delle cose avviate per quanto riguarda album, video. Abbiamo più che altro l'intenzione nostra, visto che adesso abbiamo finalmente una formazione stabile, è quella di scrivere dei pezzi nuovi, e siamo curiosi sui pezzi nuovi, visto che abbiamo 2 elementi nuovi, dunque la musica e validi soprattutto. Sì, validi soprattutto e che ci sopportano, perché passavano per strada, li abbiamo tirati dentro. L'interesse nostro è quello di, visto che diciamo che Frigolette non abbiamo perso tempo, cioè rimasti un attimo fermi giustamente perché c'è stato un cambio di formazione, adesso abbiamo una gran voglia di scrivere pezzi nuovi. Abbiamo già iniziato a fare qualcosa. Vuoi che ci sbilanciamo? Beh, siamo esageriamo. L'idea è fondamentalmente quella di arrivare a novembre con 15 pezzi. Proviamo. L'idea. No, siamo in tasca o registrati? No, in tasca. Da sistemare a dicembre e poi andare alla mano praticamente a registrare e presentare un disco. Posso dire che su quello siamo partiti abbastanza bene, perché nel giro di 3-4 settimane, insomma, 3 pezzi sono già venuti fuori, e quindi ovviamente lavorare sui pezzi nuovi, cercando anche di proporsi ove possibile, con tutte le difficoltà che si dicevano prima, ma insomma qualche bella data interessante. Difficoltà che hanno tutti i gruppi, cioè non è che noi siamo le vittime, difficoltà che hanno tutti i gruppi. Sì, certo. Anche per capire che direzione poi prendono i bastoni, perché chiaramente io arrivo da un genere musicale diverso, lui anche, e quindi adesso cerchiamo di amalgamare tutto quanto insieme e vediamo cosa salta fuori. Penso insomma che i pezzi nuovi a me filano via bene, insomma, che assolutamente a me piace. Siamo contenti tutti quanti. Allora, Ricky nella carta d'identità ha scritto cantante punk, quello è quello so fare. Tu chitarrista metal fin qua ex fallito, adesso sono passato al punk, col metal non basta, non muovo più nessuno, ero stato a suonare con Riccardo. Penso a te. E voi invece? E io batterista, sex symbol. Batterista? Sex symbol si capiva, batterista ma di che genere vogliamo sapere? Stavo per dirti, sono partito, ho suonato anche molti anni con Nike in una band che faceva metal, power, progressive. Allora ho capito, cioè suona metal lui, va bene, solo metal io. Ma 10 anni fa, perché sei ancora fresco. E per dire, ho suonato con una stessa band per 10 anni, poi, come si suol dire, ho appeso le bacchette al chiodo per un lungo tempo, e poi è rivenuta fuori con questa proposta, questa situazione li conoscevo già ovviamente come amici, di entrare nella band. È un genere che conoscevo, ho ascoltato, anche se non l'ho mai suonato, però mi è subito piaciuto e poi a un certo punto mi ha catturato anche sì? Anch'io ho appeso il basso al chiodo, perché e sempre anche te anni, sì. Metal. Ma in realtà ho cominciato col punk a 16 anni, perché anche tu? Sì. Metal, braccio destro reggae. Vorrei dire almeno la consolazione, il bastone della vecchiaia, i bastoni della vecchiaia. Poi mi ha chiamato, mi stanno simpatici, sono brave persone, più o meno, sì. Diciamo pulito anche quando veniamo a casa tua, cosa vuoi di più? No, ma è molto divertente suonare con loro, credetemi. Beh, insomma, mi pare che traspiri anche il divertimento, la voglia. Sì, soprattutto quella. Ci fosse quello. Bene ragazzi, noi siamo in conclusione. Hurry Up è l'ultimo pezzo, c'è da dire 2 parole sul pezzo, cosa facciamo? Hurry Up, sì, è bene forse che sia l'ultimo, perché è una canzone che ancora tratta un po' un tema sociale, diciamo, dello stato attuale delle cose, però è anche un pezzo che incita un po', no, le persone a
a muoversi fuori. Un po' per legarsi anche a quello che diceva prima Mauro, no? Ariap è esattamente, vuol dire su, dai. Sveglia. Muoviti. Loro sono i Bastogne, Ariap. Intanto salutiamo Richiel Cutre, Mauro Nike, Grazie, Massimo. grazie mille per averci ospitato. Ringrazio Nicola Marchesina alla regia. Un santo. Grazie Nicola. Se non ci fosse lui Mamma qua, mia. come faremo? Un saluto da Alessandra Ghizzo. Garage Music torna la prossima settimana. Questa è Ariap, loro sono i Bastogne. Grazie ragazzi. Ciao. Ciao. From such a disease, son of the mouse began to hear loud and quiet from the streets, and I said that good